Steso a terra al volto, una maschera di sangue attorno, qualcuno che passa e guarda e non fa nulla. Sono le 21:30 in Corso del Popolo a Padova, a pochi passi dalla stazione. Lunedì sera un uomo appena uscito dallo scalo ferroviario si era fermato in un kebab per mangiare un panino ed è stato aggredito da un gruppo di stranieri. Le foto sono state scattate da un residente della zona che ha allertato le forze dell'ordine. Le urla e la lite violenta è degenerata fino al punto che uno degli aggressori ha colpito al volto l'uomo con un coccio di bottiglia, lasciandolo tramortito a terra. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto c'è stato il fuggi-fuggi generale, mentre i militari prestavano soccorso al ferito. Una rissa tra stranieri per futili motivi, ma in questa zona di Padova sono frequenti, riferisce un residente che però preferisce non parlare ai microfoni per paura di ritorsioni. All'esterno del locale ci sono spesso bivacchi, soprattutto nelle ore serali, denunciano i residenti, e qualche professionista che lavora in Corso del Popolo. Al momento non ci sono denunciati, il ferito, anche lui di origine straniera, è stato curato in ospedale per le ferite. Solo 48 ore prima, in via Avanzo, dall'altro lato della stazione, il titolare di un fast food etnico e il suo dipendente erano stati presi ammazzati da due bengalesi che volevano ancora alcol e cibo e i soldi della cassa. I due sono stati arrestati.